Sesta corsa, premio Club Ippodromo, cavalli anziani al via a 2.460, cavalli di categoria E, mentre a 2.480 cavalli di categoria C. Al primo nastro 1 Rowan Pest TFT Lorenzo Baldi, 2 Taylor di Cuma Matteo Orlando, 3 Zolabad Roberto Andraghetti, 4 Laios Cella Emanuele Ossani. Al secondo nastro 5 Vanvitelli Roberto Vecchione, 3 Suertes Cage Alessandro Gocciadoro, cavalli che entrano nel pistino interno, ricordiamo 3 giri di pista e ora sono agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima. Vediamo veloce Taylor di Cuma su Zolabad che prova a codarsi in seconda, mentre è partito molto svelto dal secondo nato Suertes Cage che si lancia subito al largo. In vantaggio la lieva di Matteo Orlando su Zolabad, poi Rowan Pest TFT terza la corda, Suertes Cage che probabilmente andrà a chiedere strada. Sembra molto deciso Alessandro Gocciadoro, infatti è così. Vediamo quale sarà l'intenzione di Matteo Orlando. Non si muove, quindi fa capire le sue intenzioni e lascia sfilare Suertes Cage, che ora è il nuovo battistrada dopo 400 metri in 34. L'Igor Font di Alessandro Gocciadoro è al comando. Fila indiana del sestetto, 600 in 47 scarsi. Primo passaggio davanti alle tribune, Suertes Cage, Taylor di Cuma, Zolabad, Rowan Pest TFT, Laios Cella e in coda Vanvitelli. Vediamo la frazione ancora in 16-1, sta mantenendo ritmo blando Alessandro Gocciadoro. Vediamo Roberto Vecchione accennare a spostare. Tanto siamo ormai a compimento del primo chilometro, passato da Suertes Cage in 1.19.4. Ora Vanvitelli decide di avanzare al largo, non trova opposizione l'allievo di Roberto Vecchione e si sta gradualmente avvicinando al battistrada che percorre la retta di là in 15,5. Avanza Vanvitelli, sempre Taylor di Cuma, seconda la corda davanti a Zolabad. Poi vediamo Rowan Pest TFT che è uscita al largo e ha preso la schiena di Vanvitelli. Frazione della curva in 15,5, siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, sempre Suertes Cage su Vanvitelli, poi si forma la pariglia Taylor di Cuma, Rowan Pest TFT. Zolabad ancora lì terza la corda e in coda Laios Cella. Si è decisamente accelerato, va a fare match Roberto Vecchione, 13,9 qui davanti alle tribune, rieplica Suertes Cage. Il duello è già cominciato, a un giro dalla fine, ora la curva viene passata ancora in 13,8 con sempre in vantaggio Suertes Cage. Vanvitelli insiste al largo, Taylor di Cuma riesce a tenere contatto ai primi due, poi Zolabad mentre è finito in coda Rowan Pest TFT ancora un 13,7 di là, parziali mozzafiato, addirittura un quarto in 27,5. Insiste ancora Vanvitelli su Suertes Cage che viene sollecitato da Alessandro Gocciadoro, poi Taylor di Cuma che è molto minacciosa vicino ai primi due, ultima curva passata in 14,4, retta d'arrivo con Suertes Cage che viene sollecitato, Vanvitelli insiste ancora, poi Taylor di Cuma e Zolabad, ultimi 50 metri ma Suertes Cage si difende su un ottimo Vanvitelli, poi al largo di tutti forse Zolabad, poi anche Laios Cella da rivedere la lotta per le piazze, ma la vittoria per Suertes Cage, Alessandro Gocciadoro. Vediamo sollecitato il figlio di Igor Font che deve difendersi a denti stretti da un validissimo Vanvitelli che ha fatto un ultimo giro di notevolissima fattura, mentre per il terzo probabilmente Zolabad con Roberto Andraghetti, nonostante la testa un po' in fuori, riesce a cogliere il terzo posto. Suertes Cage, Alessandro Gocciadoro, la quota da favorito in chiusura di 1,38.